Eccoci, seconda parte di 7 in punto. Questa mattina abbiamo il nuovo rettore dell'Università Ca' Foscari di Venezia. È con piacere che vi presento Michele Buglieri. Buongiorno e benvenuto. Fresco di nomina, una nomina che si aspettava. Innanzitutto ci spiega come avviene la nomina di un rettore, perché sembra sempre un po' un incarico che cade dall'alto, invece non è così, ci sono delle lezioni a cui partecipano i professori, partecipano i rappresentanti degli studenti, insomma è una... Sì, è una competizione elettorale che ha un bacino relativamente piccolo, adesso dipende dall'università, nella nostra i votanti erano 1200 e sì, votano i docenti, i rappresentanti degli studenti e il personale tecnico che ha un peso, cioè ha un voto ponderato che varia da università all'università, nella nostra è il 25%. Ma sai, io ho vissuto 2 lezioni più o meno in modo diretto a Ca' Foscari, è un'università abbastanza piccola per cui la lezione coinvolge molto un po' tutti. Questa è la prima da candidato ed è stato tutt'altro che calata dall'alto, insomma eravamo 5 candidati, poi in realtà eravamo 6, c'è stato un grave lutto all'inizio del processo e 5 candidati avevamo una base di competizione piuttosto forte, insomma è stato un percorso abbastanza corto in realtà perché dal 30 aprile al 27 maggio è stato molto, molto condensato, molto dibattuto, molto interessante devo dire dal punto di vista sia umano che professionale. 5 candidati, no? 5 espressioni, perché poi anche Ca' Foscari, pur essendo un ateneo piccolo, però è espressione di molte facoltà, adesso si chiamano dipartimenti se non sbaglio, sì. Per cui si parte dalla specializzazione umanistica con lettere piuttosto che con lingue orientali, per poi arrivare al ramo economico, economia e commercio, economia aziendale, informatica, insomma tutta una serie di dipartimenti, c'è chimica che si intersecano e ogni candidato aveva una proposta di ateneo e di università. Bisogna anche dire che Ca' Foscari negli ultimi 5 anni ha subito, almeno da quello che ci è parso, una rivoluzione avanguardista, tecnologica verso l'innovazione e quindi volevo sapere quale sarà la linea che intende portare avanti in una città che poi è una città che comunque ha delle sacche di conservazione molto, molto forti. E se sarà un processo, una linea di continuità oppure di rottura e in che termini, insomma? Sì, questo è un dibattito che si sta svolgendo negli ultimi giorni, continuo o discontinuo, no? Ci sono 2 piani. Il rettore Carraro ha certamente fatto una piccola grande rivoluzione a Ca' Foscari, sia interna, sia nei metodi di gestione interni, sia nell'immagine, nel ruolo che l'università si è data un po' in città certamente, ma anche sul piano internazionale. Siamo molto aperti, abbiamo spinto molto sull'internazionalizzazione sia sul piano didattico sia sul piano scientifico, sia rivolgendoci in maniera convinta verso l'esterno. Abbiamo una quantità cospicua di accordi internazionali di scambio studenti e docenti, sia anche nel tentativo di essere attrattivi verso l'esterno, con un programma di finanziamento di visiting professors spinto, quindi da questo punto di vista è stato sicuramente un rettorato dal mio punto di vista positivo. Anche nei rapporti con la città abbiamo intensificato molto l'interazione sul piano culturale, con una cifra che secondo me lì può e probabilmente anzi deve essere rivista, però non interrompendo il canale di interazione, rimodulando il tipo di messaggio. Come pensa di rimodulare? In che senso? In una forma un po' meno spettacolarizzata, forse più mirata ai contenuti, no? Senza forse, più mirata ai contenuti, non che non ci siano stati, però io penso, l'ho scritto e l'ho detto spesso durante la campagna elettorale, avere un rapporto con la città è fondamentale, perché Venezia è una città internazionale che attrae moltissimo, ha un patrimonio culturale enorme
e non sfruttarlo sarebbe un delitto sia per Venezia sia per l'università, che si possono far leva una sull'altra. Sempre il fatto di una città storica che sia una città universitaria è un blasone non indifferente. Poi magari di questi tempi l'immagine di Venezia, che non per colpa di Venezia ma comunque nel mondo è stata macchiata in maniera, perché poi ogni cosa che succede a Venezia si amplificano all'ennesima potenza, forse voi come università potete dare una mano a ripulire un attimo questa immagine di una città ferita, poi ferita anche perché comunque le notizie vengono lanciate in una sintesi che spesso la sintesi stessa è un boomerang, che la notizia è stata lanciata in un modo, poi magari andando a leggerla meglio, però di fatto il Mose è Venezia e tutto quello che ci è attaccato. Sì, il Mose è un pezzo di Venezia, è stata un'opera controversa, insomma, nella sua costruzione. Io su questo non entrerei nel merito. No, certo, però l'immagine, lei conviene con me, che di Venezia è stata comunque... Certo, questi giorni non è delle più felici, certamente. L'università io penso che debba avere una voce forse più convinta sui temi, il turismo, di come gestirlo, il modello, lo sviluppo socio-economico, le navi e quant'altro. C'è una voce più netta. Tecnica, no? Dal punto non politica, no? L'università non deve fare politica, l'università però può e deve esprimersi, fa parte del proprio ruolo, e quindi per mettere in mano ai decisori informazioni tecnicamente informate, per permettere poi quali che siano le decisioni, insomma, uno poi dal punto di vista personale può avere le sue idee, però fornire degli strumenti operativi. Esatto. Questo elemento che lei sta sottolineando, no, di fornire degli strumenti operativi, visto che comunque l'università è un laboratorio di intelligenza e di sviluppo anche di studi e ricerca, questa sua linea di conduzione dell'università va anche in quella direzione di avvicinare il mondo accademico, dove si studia, si fa ricerca, si approfondisce, e il mondo poi pratico del lavoro, dell'applicazione, cioè perché lei parla di internazionalizzazione, di capacità di attrarre anche studenti dall'estero, però forse un'università deve diventare anche fucina di sviluppo del territorio che sta intorno ed elementi che la frequentano, che possono sì andare all'estero, ma che insomma ci possa essere un interscambio che sia un valore di sviluppo per Venezia, per l'Italia, per il Veneto. Sicuramente, diciamo, la necessità di mettersi in rete si gioca a più livelli. Il livello internazionale è importante per l'apertura culturale, scientifica, che si deve necessariamente alimentare su un piano globale, perché noi interagiamo naturalmente con i colleghi all'estero, la ricerca davvero è transnazionale, no? Travalica i confini europei, di qualunque genere, ma l'università ha un ruolo chiaramente anche di raccordo col territorio, contribuisce come sua missione allo sviluppo del territorio. Di fatto anche questo viene riconosciuto adesso in maniera anche più definita dai parametri ministeriali di valutazione, che identificano, associano alle due missioni tradizionali dell'università, che sono la ricerca e la didattica, quella che si chiama la terza missione, che è per l'appunto il contributo che l'università può dare all'innovazione tecnologica e di sviluppo. Su questo il momento nel territorio veneziano è abbastanza favorevole, c'è tutta sul piano culturale, l'ho già detto, quello c'è sempre stata come opportunità, però anche su quel piano lì c'è un'opportunità in più, perché quelle tematiche sono diventate centrali anche nella programmazione europea, nel riconoscimento per esempio che l'eredità culturale, o il cosiddetto cultural heritage, è un elemento di grande attenzione per i finanziamenti europei, quindi interagire, oltre perché appunto ha la sua ragione d'essere, a prescindere dalla considerazione economiche, diventa anche un'attività che può essere economicamente molto vantaggiosa. Poi sono tutti gli ambiti dello sviluppo sociale,
del territorio, c'è la città metropolitana che è un tema che coinvolge la famosa Treve, Treviso e Padova, Vicenza, insomma tutto il territorio. C'è poi tutta l'area di Porto Marghera che sta rinascendo su basi rinnovate dalla chimica industriale a un'area di sviluppo manifatturiero sostanzialmente ad alta tecnologia, su cui ovviamente dobbiamo interagire e possiamo e dobbiamo dare la nostra voce. Di nuovo è bidirezionale l'interesse, per noi, cioè per il territorio, perché possiamo essere una leadership scientifica e guidare quindi i processi, e all'inverso il territorio può essere una fonte per noi per accesso ai finanziamenti che dal territorio, cioè che usando il territorio diciamo, ci possono fare, cioè possiamo usare il territorio come veicolo per l'accesso a finanziamenti europei e regionali. C'è poi tutto il tema che è più parte del mio profilo, insomma, della società dell'informazione, i processi. Che lei insegna. Sì, io sono uno scienziato dell'informazione cosiddetto, o informatico così, però ci piace chiamarci computer scientist in inglese, quindi un rettore moderno, assolutamente, che gli strumenti che abbiamo tutti a disposizione, lei appunto essendo uno scienziato dei devices, com'è che si dice, questi mezzi con cui usiamo l'informatica, quindi è necessario, forse anche per questo l'hanno votata, perché è espressione ovviamente di quelli che sono i canali poi alla fine di ricerca, i canali di approfondimento, i canali di studio, perché lo strumento è quello. Sì, diciamo c'è una dimensione dello strumento, c'è una dimensione che è più del contenuto che l'informazione, questo è più significativo. Però se non si capisce lo strumento, il valore dello strumento, certo. No, chiaro. Perché forse adesso siamo arrivati in un momento in cui il contenuto va riadattato, perché sul web si trova di tutto e forse andrebbe regolamentato il contenuto? No, quello è un tema difficile, ma il contenuto, quello che intendo è che il web ed in generale le sorgenti di informazione sono ormai integrabili e integrate e ci danno accesso a una qualità di dati che abilitano poi i processi su molteplici piani. Sì, io non parlavo di regole, cosa fare o cosa non fare, no, proprio di contenuti più fruibili. Certo, questo sì è un tema, è il famoso tema più solidi, chiamiamoli così. Dell'open data, dell'interoperabilità, sì, è un processo difficile, lungo e che però è inarrestabile a questo punto, il cui valore aggiunto è così enorme che non si può fare a meno di coglierlo. Ci dà un'idea di questo valore aggiunto, perché noi che non siamo scienziati dell'informazione non riusciamo forse a cogliere questa rivoluzione che è in atto. Beh, diciamo, faccio un esempio, si può fare dal punto di vista del vivere sociale, c'è la possibilità di processi partecipativi oggi sul web sono possibili in modo attivo, cioè proattivo da parte dei cittadini, oppure anche quasi inconscio, perché consultando e facendo harvesting, come si dice, raccolta di dati sui social networks, ce n'è una quantità, si riesce a cogliere il sentiment delle persone, la reazione alle diverse scelte. Questo era una cosa impossibile, si può sintetizzare, si può capire, ci sono gli strumenti di analisi e di estrazione di conoscenza da tutti i bits delle varie sorgenti di informazioni che definiscono un quadro sulla base del quale si possono prendere decisioni una volta impossibili o quantomeno. Ci permette di fare una fotografia panoramica su un'immensità di spazi che una volta non era possibile. Esatto, questo è un elemento, ci sono sul piano delle lettere, delle scienze umanistiche, degli studi umanistici, la possibilità di fare connessioni tra sorgenti di informazioni, quindi di ricostruire processi, reinterpretare momenti storici, sovrapponendo dati testuali, iconografici, georeferenziati, che di nuovo aprono a interpretazioni della storia dei processi assolutamente improponibili prima di oggi. Quindi tutte queste cose sì, sono decisamente non so se mi hanno votato non penso, a dire la verità. No, ma certo, però questo è un elemento perché lei prima citava la possibilità, no, attraverso
lo strumento informatico di processi partecipativi, no? E se non sbaglio questa vuole essere anche la cifra della sua reggenza di Ca' Foscari, vuole che tutti in qualche modo possano partecipare e ovviamente attraverso questo strumento una partecipazione innanzitutto più semplice ma anche davvero corale. Certo, no, questo è l'elemento, se ritorniamo alla domanda continuo o discontinuo, che è appunto quello che tutti si chiedono, come dico, sul piano di certe iniziative credo e ritengo strategiche, cioè l'importante è dare continuità perché c'è stata un'innovazione positiva e anche costosa dal punto di vista organizzativo e sarebbe suicida ritornare dietro su quel piano. Dall'altro verso la gestione interna e il modello organizzativo scelto per dare il via a questa innovazione insomma, è stato abbastanza controverso. Lei vuole un'università meno verticistica? Sì, l'ho detto e ridetto, certo, sì, è necessario, l'università è un mondo complicato, fatto di menti molto critiche, per cui ed è giusto che sia così, le scelte devono essere condivise, cioè in nessun contesto che io, almeno dal mio modo di vedere, in nessun contesto si può imporre alle persone di fare un lavoro, tantomeno se è un lavoro in cui uno deve partecipare con le proprie idee e il proprio entusiasmo. Senza l'entusiasmo, la passione per quelle idee, sì, il nostro lavoro non conduce perché l'università deve essere un laboratorio. Sì, ma deve esserci passione, deve esserci voglia sia per fare ricerca, perché ci vuole tempo, ci vuole per l'appunto passione, interesse, libertà di pensiero, libertà anche di sbagliare direzione, non si può cercare di monetizzare tutto. Non si può cercare non si può indurre. Quindi tornare un po' ad una visione accademica italiana piuttosto che sì, ecco, questo che quella visione, no, per cui l'università deve comunque fare cassa, trarre studenti, cercare perché poi sicuramente ai rettori è stata data anche una funzione un po' come ai direttori generali delle aziende sanitarie, mi viene in mente più da amministratori che da coordinamento di quelle che poi sono in realtà una al servizio della cura, l'altra al servizio proprio della cura della società, perché attraverso lo studio, l'applicazione, la ricerca, ma come lei dice deve essere una ricerca libera, non deve essere finalizzata alla monetizzazione, che altrimenti rischia di essere... No, diciamo bisogna trovare un altro equilibrio, l'università di 20 anni fa non sopravvive adesso, cioè in questo contesto qua non possiamo... Però si può trovare un giusto compromesso bisogna trovare un equilibrio, il bilancio e il mantenimento di quella che è la libertà della ricerca. Peraltro bisogna tenere conto che le condizioni del contesto sono tali per cui in Italia dal 2009 ad oggi abbiamo perso il 20% dei nostri finanziamenti dal Ministero, quindi da qualche altra parte a parità di... Il 20% che cosa significa in termini proprio di denaro spiccio per un ateneo come Ca' Foscari? Il nostro bilancio attualmente i fondi ministeriali partecipano al nostro bilancio per il 62% del totale, e quindi il resto viene dalla contribuzione studentesca e dall'attività di autofinanziamento. Ora l'autofinanziamento necessariamente chiede che chi chiede l'interesse di chi finanzia, e l'interesse di chi finanzia è volto sia a tematiche certamente di ampio respiro ma con di impatto, per cui la Comunità Europea, per esempio, che è il nostro, oramai l'unica vera fonte di finanziamento, perché l'Italia dal punto di vista della ricerca ha un po', al di là dei proclami, insomma, sì, non ci sta regalando molto. La Comunità Europea riconosce l'importanza del Blue Sky Science cosiddetta, no? Nel nuovo programma quadro una fetta cospicua va all'Excellent Science, quindi la ricerca di base, anche lì però c'è una ricerca di base che abbia forse ritorni in più lontani, però comunque con una forma di impatto. Ma c'è una fetta cospicua che è il 38% e quindi sono diverse decine di miliardi di euro. Su questo dato torniamo subito dopo la pubblicità, perché un paio di minuti e torniamo con il neorettore di Ca' Foscari, Università di Venezia, tra pochissimo, grazie.
Siamo di nuovo in diretta, seconda parte di 7 in punto, con noi il neorettore dell'Università di Venezia Ca' Foscari, Michele Buglieri. Mi stava spiegando prima di andare in pubblicità che per fortuna la ricerca anche in Italia ha il sostegno, se non dei fondi stanziati dal governo nazionale, però dall'Europa, che riconosce il valore lungimirante di formare le future classi sociali e non solo classi dirigenziali. Quindi si può attingere lì, c'è un buon fondo? Sì, lì come dicevo ci sono varie linee di finanziamento, alcune sulla ricerca di base, diciamo, altre che mirano all'incentivazione della mobilità internazionale come il riconoscimento della necessità, cioè dell'elemento fondamentale della mobilità per lo scambio di idee e di vedute scientifiche, culturali, e poi la ricerca sui grandi temi, i cosiddetti societal challenges nel programma quadro, che sono l'innovazione sociale, l'innovazione tecnologica, la riqualificazione ambientale, queste tematiche su cui insomma, sono stati investiti ingenti quantitativi di denaro, parte dei quali sono accessibili direttamente sui programmi europei, parte significativa attraverso i programmi regionali. La regione è un veicolo di fondi che arrivano dall'Europa e la regione può mettere a disposizione di consorzi universitari e imprenditoriali di enti locali per progetti diciamo, sul territorio. Ecco, tutte queste cose sono elementi di novità rispetto all'università di un tempo, quindi per tornare alla domanda che mi faceva, dobbiamo riuscire a trovare un equilibrio nuovo tra l'università di un tempo dedicata all'approfondimento, alla ricerca e alla cultura e però la necessità di questa università di rivolgersi e di interagire di più col mondo che la circonda. Insomma, la famosa Torre d'Avorio, sì. A parte che non c'è più, ma comunque se ci fosse andrebbe ampiamente smantellata, bucherellata quantomeno per favorire. Sì, per evitare l'autoreferenzialità, è un rischio sempre dietro l'angolo nel nostro mondo. Fatto salvo che comunque la formazione culturale in qualsiasi materia essa sia, perché poi all'università si acquisisce un background, no? A prescindere dal dipartimento che si sceglie, in tempi di crisi ci può essere il rischio che non si punti più all'università. Se l'università magari 15 anni fa poteva essere un parcheggio comodo per chi non sapeva cosa fare, aveva poca voglia di studiare, oggi potrebbe diventare una meta a cui più non si aspira perché non dà una garanzia di sviluppo per il futuro. So che lei ha anche molto a cuore degli strumenti per incentivare chi ha le capacità, il talento, la passione e la voglia a studiare, ma che siano effettivamente, non so se le vecchie borse di studio, insomma dei meccanismi perché possano accedere all'approfondimento, allo studio più persone possibili, che poi sono anche il nostro futuro, insomma, perché purtroppo l'università italiana ha ancora questa pratica di tanti si iscrivono, pochi si laureano. Sì, diciamo, io penso studiare oggi è come sempre, insomma, è una cosa di cui non possiamo fare a meno. Insomma. La nostra città cresce innanzitutto dal punto di vista culturale, dobbiamo capire i processi, cioè, gli ultimi 20 anni sono stati complicati sia dal punto di vista economico ma anche forse di più dal punto di vista sociale, ci vuole una partecipazione dei ragazzi al dibattito e per un dibattito qualificato, insomma, informato, in cui la diversità di opinioni è salutare, ma deve fondarsi su conoscenze, non sul sentito dire o sui famosi discorsi. Come sono i ragazzi di oggi? Sono preparati oppure sono superficialmente informati? Per informati intendo quel contenuto dell'informazione della materia che insegna lei, non dell'informazione che faccio io. Beh, penso che sia abbastanza diverso il panorama dei ragazzi. Alcuni sono più orientati a trovare una professione all'università, altri inseguono più un sogno così più asettico e più legato appunto allo studio, all'interesse per le materie, all'interesse per approfondire la conoscenza. Ecco, io personalmente... Chi delle due categorie si laurea prima o si laurea o
avrà più possibilità, sulla base della sua esperienza di professore, di trovare poi una collocazione professionale, perché spesso uno impara un mestiere che poi non gli piace e magari con una passione per qualcosa che nessuno gli avrebbe mai dato un centesimo di scommessa riesce a realizzarsi. Io penso che bisognerebbe guardare a 10 anni dalla laurea. Ora, in un mondo che cambia costantemente, il fatto di avere una professione subito non garantisce la qualità di quella professione. Il problema è che bisogna guardare alla qualità di quello che uno fa, perché un lavoro si può trovare più o meno bello, forse vale la pena di passare, cioè di avere un impegno maggiore durante lo studio e di guardare al lavoro che farai di lì a 5 anni, e quando sarai in grado di reinterpretare il tuo lavoro. Io penso che noi chiaramente dobbiamo dirigere i nostri modelli formativi a preparare i ragazzi a una professione, ma non solo, a una vita che sia socialmente composita e matura, Hanno voglia di conoscere i ragazzi, oltre che professionalmente. Sì, vanno spinti di più di quanto non... Cioè, di primo acchito, adesso parlo dei nostri studenti, sì, certo. che... Dipende anche dalla provenienza che hanno. Se hanno già conoscenze in materia tendono a voler specializzarsi subito, se no sono più curiosi e guardano alle materie a più ampio aspetto. Un'offerta multipla è un bene o un male? Perché si è detto anche spesso questo nuovo corso degli Atenei, un corso che è iniziato da qualche anno, così come fossero delle imprese, anche la moltiplicazione di tanti corsi che non servono, di dipartimenti che non servono, può essere dispersivo per chi si avvicina all'università? Beh, diciamo che adesso il Ministero in realtà tutta la nuova riforma universitaria ultima, la ennesima, speriamo che non ce ne sia un'altra dietro l'angolo, ha tentato di razionalizzare molto i dipartimenti, tutta la struttura universitaria si è semplificata e anche l'offerta formativa in buona sostanza. Perché, e questo è un bene o un male? Beh, dipende, perché potrebbe essere un bene se fosse razionalizzato, ma siccome il vero intento è spendere meno, allora non è un bene, cioè le riforme a costo zero non si capisce perché dovrebbero far funzionare meglio le cose, perché sì, razionalizzare c'è un suo senso, ma la razionalizzazione costa e doverla fare una sull'altra senza aver neanche verificato qual è l'effetto. Sì, diventa un taglio spesso così indiscriminato e si rischia di tagliare quello che serve e lasciare quello che non serve. Se uno legge il decreto ultimo del 14 febbraio 2014 sulla valutazione del sistema universitario, gli incentivi all'università sono dati in misura di quanto le università riducono la propria offerta, si fondono, si suicidano o non so. E lei come farà a gestire un Ateneo facendo... No, ci tenevo a dire una cosa, no? Che si dice cioè, ci sono troppe università, ma se guardiamo nel mondo, nelle società sviluppate, in Francia, in Inghilterra, ci sono molti più docenti Secondo me ci sono ancora troppo pochi laureati in Italia. È vero, cioè rispetto se facciamo la frazione laureati sotto esatto. il numero di persone che ci vivono, siamo molto sotto la media europea. Stesso dicasi per i docenti e i ricercatori universitari, stesso dicasi per il numero delle sedi universitarie. Quindi è un po' un mito che noi dobbiamo semplificare perché siamo inefficienti. In realtà il sistema universitario italiano, con tutti i suoi difetti, che insomma, non si possono negare, è uno tra i sistemi pubblici più efficienti. E anche meno costosi poi alla fine. Meno costosi. Noi abbiamo un bilancio dell'intero sistema universitario italiano che è paragonabile. Qualche anno fa il bilancio era di 7 miliardi di euro, adesso meno il 20%, più o meno è quello che è una grande università americana. Due ultime cose, perché abbiamo pochissimo tempo. Per chi vuole lavorare dentro l'università, perché io ricordo ai miei tempi non era facile poter accedere al dottorato, a fare la ricerca, se non avevi amicizie o eri nella lista dei baroni o dei professori baronali, eccetera. Oggi è più facile? Questo secondo me sì, cioè, almeno i baroni sono, se ne sente parlare, non ci sono più.
Bah, insomma, i concorsi, noi siamo sempre alla ricerca di bravi studenti. Forse magari aprire a più figure, magari un po' più di ricercatori, però questo non dipende da voi, dipende ovviamente. Beh, ecco, i ricercatori, certo, noi abbiamo bisogno di trovare risorse, ma di nuovo dobbiamo cercarle anche al di là di quello che sono i fondi ministeriali. Fuori i privati da un'università pubblica, perché è un altro tema con cui si è molto discusso. In che senso? Si parlava anche di sponsor privati nella ricerca di alcuni atenei pubblici in passato, sostegno. I privati possono essere una risorsa, non devono essere condizionanti, ma evidentemente chi finanzia ha delle attese, va negoziato, non deve essere... Si possono gestire, insomma. Direi di sì, si devono gestire. Cioè, se ci limitiamo al pubblico, sì, ci manca, cioè, ci autolimitiamo e non siamo in condizione di poterlo fare. E noi, dai privati, l'industria, le associazioni di categoria, siamo ben felici di poter interagire per contribuire al loro sviluppo e perché loro contribuiscano al nostro sostentamento. Io la ringrazio, le auguro in bocca al lupo per questa nuova esperienza. Grazie. Se dovesse definire l'Università di Venezia con la sua firma, come la vorrebbe? Sta lavorando per avere un'università più partecipata? Sì, questo attrattiva. Un posto un'università dove la gente vuole andare e una volta che ci è arrivata ci sta bene, ci lavora bene, è contenta, ha tempo, è entusiasta, si sente parte di una comunità. Questo, se posso dire, è un elemento importante. C'è molto, io ho studiato negli Stati Uniti, questo senso di essere parte dell'università è una cosa che noi non siamo abituati ad avere, no? È un po' come il patriottismo. Sentirsi parte dell'università è una cosa utile, è una cosa bella e che fa crescere, aiuta l'università stessa a crescere. Ecco, però per fare sì che questo succeda devi condividere un progetto e creare un humus. E creare un humus in cui tutti si riconoscono, studenti, docenti, personale tecnico amministrativo e docente. Ringrazio Michele Voglieri, rettore dell'Università di Ca' Foscari di Venezia, quasi quasi mi riscrivo. Torniamo domani mattina, grazie, arrivederci. Grazie a voi.